si potrebbe arrivare a prendere questo tipo di decisione. Pasta Zara, azienda trevigiana leader mondiale nel settore, sembra prendere concretamente in considerazione l'ipotesi di spostare la sede legale da Riese Pio X, terra d'origine, a Muggia in provincia di Trieste, dove l'azienda ha uno stabilimento da oltre 10 anni. E così il Friuli Venezia Giulia diventerebbe terra d'adozione di una società che conta 3 centri produttivi, 440 dipendenti e una storia ultracentenaria. Consideriamo che noi abbiamo già uno stabilimento a Muggia, vicino a Trieste, alle porte di Trieste, e la finanziaria regionale è già dal 2000 che partecipa in equity in Pasta Zara. Dunque c'è stata fatta questa richiesta che noi stiamo valutando. Una richiesta arrivata direttamente dai vertici regionali. Essendo una regione autonoma puoi avere delle agevolazioni e anche la regione ha delle agevolazioni, perché quando paghiamo la tassazione, mentre in Veneto va direttamente a Roma, la parte rimane sul territorio, dunque un aiuto sicuramente per la regione e per le finanze regionali. Spostare la sede legale comporterebbe dei costi. Per il resto nessun cambiamento a livello produttivo, ma solo dal punto di vista burocratico. Una decisione che non ha fretta, c'è tempo fino a fine anno per prenderla. Ma per Bragagnolo non si tratta di una competizione tra regioni. Un dato per tutti, il residuo fiscale del Friuli è di 600 euro, cioè vuol dire 600 euro a friulano lasciati a Roma. Il residuo fiscale del Veneto è di 3.500 euro, cioè ogni Veneto lascia a Roma in tasse 3.500. Vuol dire che il differenziale, che sono 2.900 euro, se restassero in Veneto sarebbero 14 miliardi e mezzo di euro in più all'anno a disposizione dei veneti.